tutto quello che si è innescato com'è successo? Mancanza di segnalazione, colpa di qualcuno oppure non eravate pronti? Allora, pronti, eravamo pronti e siamo pronti, tant'è vero che tutte le precedenti emergenze neve siamo riusciti a risolverle abbondantemente. Negli ultimi 5 anni noi abbiamo triplicato la potenzialità per quanto riguarda gli spazzaneve, avevamo uno spazzaneve, adesso ne abbiamo 3, quindi non si può parlare di mancanza di attrezzature e strumentazioni. Siamo stati colti un po' impreparati e leggendo i giornali di oggi tutte quante le città del Friuli Venezia Giulia, chi più chi meno, ha patito questa nevicata improvvisa. Per quanto riguarda la tratta cittadina della 56, a chi bisogna imputare il ritardo della pulizia delle strade? Leggiamo che tutte le strade regionali hanno avuto lo stesso problema, noi ovviamente abbiamo una tratta di competenza che è quella cittadina. Devo chiederle di chi è competenza l'intervento su quel tratto di strada? Dal diciamo, confine del Comune di Gorizia, mentre nel Comune di Mossa è di competenza del Friuli Venezia Giulia Strade. Siamo pronti per il prossimo intervento? Sì, siamo pronti, oggi avremo un'ulteriore riunione proprio per definire i dettagli, anche perché finché noi sappiamo con anticipo che le cose avranno un certo tipo di risvolto abbiamo anche la potenzialità per riuscire a intervenire per tempo.